Sto andando alla bottega veneta di Alberto, sono sotto il salone, venite con me. Adesso parlerò con Alberto, che è il titolare, colui che ha ideato questo luogo. Alberto, ciao! Ciao Nicolò. Raccontaci un po' la tua storia, grazie, e sono curioso di sapere appunto di più su queste delizie. Io ho cominciato il primo approccio nel negozio di formaggi 30 anni fa, un po' alla volta mi sono innamorato di questo settore, ho cominciato ad andare anche alla ricerca di prodotti un po' diversi da quello che presentava il salone, e dopo 10 anni come dipendente qua sotto il salone ho deciso di aprire un'attività per conto mio e sono partito nel 2008 nel negozio qui in fianco, che era molto piccolino, ed è subito stato un grande successo, che dopo un anno e mezzo ci siamo trasferiti su questo che era il doppio. Qui ho potuto esaudire tutte le mie idee, sono stato alla ricerca di prodotti proprio di nicchia, di piccoli caseifici, piccoli produttori. Ci siamo specializzati soprattutto nella capra, per gli amanti abbiamo come capra abbiamo un 40-50 tipi di capra a giro. Come formaggi penso di essere uno dei po' più grossi di formaggi, abbiamo un 350 tipi di formaggi sempre a giro, e niente, questo è il mio mondo dove esprimo le mie idee e tutte le mie ambizioni. Sono con Pietro, il figlio di Alberto, che adesso ci racconterà un po' cosa si può trovare qui da loro. Pietro, ciao! Ciao Nicolò! Ciao Nicolò, benvenuto alla Bottega Veneta. Qua da noi puoi trovare formaggi d'eccellenza. Te ne faccio vedere due che sono spettacolari. Queste sono due vere e proprie experience. Vengono fatti entrambi a Treviso, quindi sono formaggi locali, entrambi a base di mucca, erborinati. Uno affinato con frutti di bosco e passito di raboso, quindi più dolce, e un altro un po' più intenso, affinato nel gin, ginepro e cioccolato bianco. Questi sono dei piccoli caprini che creiamo noi, con una base appunto 100% caprina, del pistacchio e dell'arancia candita sopra. Ottimi per fare un aperitivo insolito. Sono con Pietro, adesso assaggiamo un po' di cose. Volentieri. Ciao! Pietro mi stava parlando del prosciutto adesso, giusto? Adesso ti faccio assaggiare un prosciutto crudo di Langhirano, prosciuttificio Sant'Ilario, è il top dei crudi di Parma. Andiamo, il top dei crudi di Parma ha detto, eh? Io mi fido di Pietro. Grazie. Guarda che bello. Questo è stagionato 30 mesi e puoi trovarlo solo alla Bottega Veneta. Ha un sacco di sapori. Tanto buono, Buonissimo. mia altra fetta. Questo è un Vacherin, è un formaggio francese di latte vaccino, è tipo un brie, per farti capire, però più saporito e molto più cremoso. Puoi mangiare tutto, tranne questa parte qui, perché viene avvolto in una corteccia di pino. Per il resto è squisito. Allora, qui stiamo assistendo a un taglio del famoso caseificio Fiorino. Questo è il loro marchio, e fanno, oltre alla riserva del fondatore, che è un formaggio di eccellenza a livello mondiale, uno dei primi italiani al mondo. Questo è il cacio di Afrodite, che è il fratello, diciamo, della riserva del gran fondatore, con latte autoctono ma della Maremma, quindi solo del territorio toscano. Molto delicato. Mi piace Peter. Buono. Si sente quando il latte è di qualità. Si sente, sono d'accordo. Si sente quando il latte è di qualità, ha detto Pietro, non so se qualcuno l'ha sentito. Sto per assaggiare un ubriaco d'amore, un formaggio affinato con l'amarone del Valpolicella. Si sente subito la parte esterna appunto delle vinacce, molto buono, molto delicato e forte allo stesso tempo come
come sapore, molto intenso la parte esterna. Questo con un buon vino, aperitivi, top. Alberto mi stava raccontando un po' di foto che abbiamo qua alle mie spalle. Vai Alberto, procedi. Questo è un tagliere di formaggi dove prepariamo noi per i clienti che hanno esigenze di presentare dei formaggi sia con della frutta fresca, sia con della frutta secca o con delle marmellate. Questa invece è una mia creazione, è un erborinato con delle fave di cacao, viene messo sopra, affinato a rum pampero e poi sopra ci mettiamo delle foglie di tabacco e viene affinato per 6 mesi. È una cosa molto particolare. Abbiamo anche un caviale italiano della nostra zona perché viene prodotto questo po' a Breda di Piave. Sono degli storioni russi pregiati. Qui sono in un prosciuttificio a San Daniele, un piccolo produttore che fa 10.000 prosciutti all'anno, non sono tanti, piccolino. Qui invece siamo alla Banca del Parmigiano a Reggio Emilia. E in questo stabilimento qui c'erano 100.000 forme, ci sono 3 stabilimenti vicino per un totale di 300.000 forme, è una cosa impressionante, bisogna vederle dal vero. Queste sotto sono le forme che mi ero prenotato per me e questo è un premio che ho ricevuto, sono stato inserito nella guida francese dove ci sono diciamo i migliori formaggiai di tutto il mondo e io ne faccio parte anche di questo. Visto che il negozio è a conduzione familiare, io sono con tutta la famiglia, il capo è appena tornato da una consegna perché fanno anche consegne. Io ringrazio Pietro e tutti loro che mi hanno fatto ampliare le mie conoscenze in materia di formaggi. Prego. E fatto conoscere un po' di particolarità che hanno loro. È stato un piacere. Anche per me e niente, basta trovarli. E seguite Padova Futtelle. Bravo Peter.